Oggi l'incontro a Roma si rinnova con gli enti locali per la firma dell'accordo di programma. Sotto il municipio di Taranto ieri le associazioni ambientaliste e attiviste di cittadinanza attiva si sono riunite per ribadire il loro no a questa proposta del ministro Urso del governo italiano. In collegamento con noi c'è Leonardo Laporta di Giustizia per Taranto. Buongiorno. Buongiorno. Laporta, un nuovo no convinto e chiaro perché, insomma, avete sottolineato anche questo accordo è un danno e a scapito della salute dei cittadini e anche dell'ambiente tarantino. Assolutamente sì, purtroppo è un accordo che nulla di buono porta alla città, né dal punto di vista di ambiente, di salute, di salvaguardia del territorio, né principalmente come occupazione. Si parla di forni elettrici, impianti DRI, rigassificatrice e quant'altro, ma non si tiene minimamente conto di ciò che sono i tempi e principalmente il pericolo che ancora questi impianti accesi porteranno sul territorio. Adesso si tende a fare un'AIA che dovrebbe consentire ai 3 altoforni, quelli sostanzialmente a carbone, di proseguire fino sostanzialmente per altri 10-12 anni in attesa di questi fantomatici forni elettrici che non si sa neppure se saranno mai installati. Rispetto alle vostre, espressioni di pensiero, di idea di ieri, avete incontrato qualche attore istituzionale? No, nel senso che, o meglio, ieri mattina in commissione ambiente a Bari ci siamo stati con alcuni nostri rappresentanti appunto per spiegare il perché del nostro no all'accordo di programma e a quest'AIA. Però che incontri. Il sindaco Bitetti, per capirci, non l'avete incontrato? Ancora no. Sicuramente lo incontreremo e noi speriamo che oggi quella firma non venga apposta, anche perché prendiamo del tempo. Laporta, se dovesse essere firmata, che succede? Non ho idea, detto francamente. Apprezziamo la sincerità. Chiudiamo con un'altra notizia invece. Leonardo Laporta, che è un avvocato, oggi dovrebbe essere a Potenza perché c'è un'ennesima udienza Ilva, forse l'ultima udienza preliminare, forse il giudice dovrebbe decidere per il rinvio a giudizio o per il proscioglimento, giusto? No, oggi discute PM e parti civili, quindi ci saranno altre udienze per la discussione delle difese, quindi non è oggi, insomma. No, non termina oggi, c'è ancora almeno un'altra udienza. E allora attenderemo anche questo. Intanto grazie all'avvocato Leonardo Laporta per essere stato con noi, grazie per averci raccontato un po' com'è andata e soprattutto per averci raccontato con sincerità che vediamo cosa accade e poi faremo le nostre valutazioni. Buona giornata e buon lavoro e grazie.